Adesso invece vedremo una formazione tutta al femminile. Questa è già una particolarità. Il loro nome è Iscampidanesas, potrebbe essere le ragazze, le donne del Campidano, soprattutto di Oristano, perché arrivano da diversi centri che ruotano intorno al capoluogo di provincia. Intanto facciamo loro un applauso perché le sento che sono vicine a me, le sento, non le vedo ma le sento. E l'idea di riunirsi, di fare forza comune, di rappresentare un territorio è molto ben evidenziata anche dal ballo che rappresentano, sa danza. Come vedete loro hanno dei nastri, dei fiocchi colorati, ognuna ne ha uno, partono separate, ma poi in un gioco particolare, in un disegno coreografico che costruiranno ballo facendo, andranno proprio ad intrecciare queste provenienze e a dimostrare anche proprio con questo effetto scenico quella che è la volontà di dare forza a un territorio, quello che le unisce, quello che le mette insieme, che diventa poi comunicazione e sintesi di un'appartenenza che parte da radici comuni, per quanto poi appartengano ognuno di loro a centri differenti. Centri che sono Baratili San Pietro, Oristano, Donigala, Massama, Santa Giusta, Ollastra, Nuracchi, Silì e Milis. Alessandro Nonnis le accompagnerà. Facciamo un applauso a Iscampidanesas.